Lunedì protesta delle imprese e delle famiglie agrigentine davanti la prefettura. Oggi e domani anche nell'Agrigentino le giornate d'autunno. Interessante giornata di protezione civile organizzata dal Club di Agrigento in favore dei migranti. Nello sport la domenica calcistica. Buongiorno da TV Notizie. Giornata di protesta, quella di lunedì, delle imprese e delle famiglie agrigentine per dire no al caro luce, il nostro servizio di apertura. Ormai la situazione è divenuta davvero insostenibile, le famiglie sono al collasso, le imprese che rischiano di chiudere per il rincaro eccessivo dei costi energetici, quindi facendoci interpreti di questa forte preoccupazione che serpeggia tra le famiglie e le imprese abbiamo deciso assieme alle altre organizzazioni datoriali e alle sigle dei consumatori di organizzare un sit-in per lunedì mattina davanti alla sede della prefettura di Agrigento per manifestare questo grido di allarme che arriva dal territorio, in modo che le istituzioni competenti prendano piena consapevolezza di quello che sta accadendo, del dramma che vive il territorio, che vivono le imprese, che vivono le famiglie, e prendano provvedimenti urgenti per provare a mitigare gli effetti devastanti derivanti dal rincaro eccessivo dei costi energetici. Ma non sarà solo protesta, sarà anche proposta, perché al prefetto consegneremo un documento contenente alcune rivendicazioni importanti affinché le istituzioni abbiano anche delle basi sulle quali lavorare per poter appunto apportare delle misure importanti affinché le imprese e le famiglie possano tirare un sospiro di sollievo in questo drammatico momento che rischia di trasformarsi, se non dovessero arrivare provvedimenti urgenti, in una bomba sociale. Noi dobbiamo evitare tutto questo. Il sit-in ovviamente sarà pacifico ma determinato e deciso affinché appunto le istituzioni competenti possano prendere consapevolezza di quanto di grave sta accadendo nel territorio. Anche se non è stato rimosso per dimenticanza il segnale di divieto di circolazione, da ieri è stata riaperta al traffico la via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, chiusa per alcune settimane a causa di un cedimento della sede stradale. La riapertura pone fine ai disagi soprattutto per i residenti. Oggi e domani le giornate FAI di autunno che interessano anche la provincia di Agrigento. Le giornate FAI di autunno sono delle giornate istituzionali come quelle di primavera. La novità è quella che è affidata al FAI Giovani, e quindi i giovani che per la prima volta incontrano un po' la cittadinanza, ma per noi tutti amici del FAI è la possibilità di tornare in piazza, di parlare con i cittadini, di parlare di patrimonio storico-artistico, di ambiente, di diritti umani. Ecco, non lo facevamo da 2 anni e quindi con cautela siamo felici di incontrare gli amici in piazza. Sono molto orgoglioso e ringrazio il FAI per questo. E per noi è un riconoscimento importante del lavoro che abbiamo avviato. Noi siamo partiti proprio dall'idea del recupero della nostra storia, della nostra identità, dalla riqualificazione urbana accompagnata anche da una rivalutazione della nostra cultura, e quindi mettere insieme i 2 elementi per un percorso di sviluppo turistico che davvero mette radici e che parte anche oggi con la mostra di Rosario Bruno, dimostra le qualità che sono in campo in questa comunità. Tantissime altre cose da vedere in questi 2 giorni, l'Arco del Seicento rivalutato, il Castello Chiaramonte, il Museo Mete, il percorso importante dello sposalizio benedetto tra Costanza, Brancaleone e Doria. Questa storia che attraverso le illustrazioni di Rosella Costa prende vita nel quartiere ebraico e che si snoda tra vicoli e cortili, e quindi siamo davvero orgogliosi, Palazzo Agnello compreso. Saranno dei giorni intensi. Sono felice che a fare da guida sono gli studenti di Siculiana, per cui questa comunicazione tra generazioni è fondamentale. Il compito di amministrare non è solo quello di sistemare le strade, è anche quello di avere una visione per il futuro, e quindi mettere insieme questi elementi per me è assolutamente necessario.
Pertanto noi miriamo a portare la bellezza dove c'era il degrado, e questo sicuramente aiuterà gli incivili a non vivere dei giorni felici, perché in questo spazio, in questo nostro paesino, finalmente possa emergere quello che di bello c'è, e c'è tanto da vedere. Accanto al centro storico, le spiagge di Siculiana Marina, la riserva naturale di Torre Salsa. Quindi Siculiana vuole vivere, vuole vincere questa sfida per il futuro. La Sicilia è una terra dove sono venute tante persone da fuori e sono sempre rimaste. La mia famiglia, come tante altre famiglie, è venuta nel passato qui 3 o 4 secoli fa ed è rimasta qui fino a di recente. Mio padre veniva sempre qui ogni estate, però aveva casa a Palermo. Siculiana è speciale perché è un paese che non è mai stato distrutto da quella follia che c'è stata negli ultimi 50 anni di architettura nuova, di buttare il vecchio e creare il brutto nuovo. E Siculiana ha una storia grande. Una storia degli arabi, una storia dei cristiani, una storia del popolo sicano, della Sicilia. Io mi sento a casa qui e vedo questa meravigliosa zona dove vivono le persone, dove ci sono anche gli animali, le capre che passavano senza sporcare per terra perché i loro pastori sapevano cosa fare. E questo grande attaccamento alla terra che abbiamo, terra e mare, perché da Siculiana si vede il mare più bello del mondo, che per me è il Mediterraneo. È una collezione di emozioni, è realizzata attraverso la materia e attraverso il mio corpo e il mio pensiero. È importante perché ci sono le mie radici soprattutto, no? È la riconquista delle radici che si accompagna poi a tutta la storia che è venuta in seguito praticamente, perché da qui è nata anche la mia arte, tra l'altro. Il progetto è nato dall'idea del contemporaneamente. È come dire che il nostro artista è un artista contemporaneo che riesce a raccontare nella sua chiave di lettura anche il passato, quindi riusciamo a trovare anche degli elementi del Rinascimento, le carte da gioco e tantissime iconografie che verrete qui a scoprire nella collezione del maestro Rosario, che esplora 50 anni della sua attività. È molto particolare il suo medium perché il cartone romano, che è una tecnica molto particolare che utilizza diverse carte sovrapposte che vengono messe all'interno di un calco in gesso precedentemente formato dall'artista stesso. Quindi vi aspettiamo per scoprire questa bellissima collezione, in esclusiva molte opere che sono anche inedite, molte opere che già sono state presentate in grandi musei. Uno rende omaggio alle sue radici attraverso questa esposizione in un luogo tra l'altro di centrale importanza per la città di Siculiana. L'elemento più significativo del suo percorso è certamente la tecnica che richiede tempo e un lavoro manuale che al giorno d'oggi diventa centrale, un respiro multifocale rispetto a qualcosa che si sta perdendo. Ormai l'arte contemporanea vira sempre più verso la velocità che contraddistingue il nostro quotidiano, quindi un ritorno alle radici. L'impegno del Soroptimist di Agrigento, presieduto da Margherita Trupiano, sul tema della protezione civile, con una giornata dedicata ai migranti. Vediamo. Oggi un'interessante iniziativa del Soroptimist di Agrigento sulla protezione civile, organizzata anche grazie alla collaborazione di vari partner, tra cui Aquarinto. Sì, nell'ambito della settimana di diffusione di quella che è la cultura della protezione civile abbiamo aderito a un'idea che viene da un protocollo d'intesa nazionale che la nostra Presidente ha siglato con la protezione civile. In quest'ottica abbiamo ritenuto fosse necessario agire su un target che riteniamo possa avere bisogno, i migranti, i quali molto spesso si trovano a giungere in Italia e a dover essere comunque risucchiati dalla necessità di parlare la lingua, di inserirsi nel contesto e potrebbero non avere il tempo di comprendere quello che invece è una parte molto importante relativa alla protezione civile, la protezione di se stessi, ma protezione che in caso di calamità, di eventi nefasti possono anche offrire agli altri. E in quest'ottica il
Soroptimist ha voluto agire in questo senso. Ringrazio l'Associazione Aquarinto che si è resa disponibile per dare corso a questa nostra idea, e anche la provincia, il Libero Consorzio con il dottore Marzio Tuttolomondo che farà la giornata di formazione a questi giovani migranti che sicuramente da questa giornata trarranno nuova linfa per conoscere di più questa materia. Ecco, tra le tante iniziative cosa c'è in cantiere prossimamente nella vasta attività del Soroptimist? Sì, in vero ci sono tante iniziative che elenco così a volo d'angelo. Giorno 21 faremo la giornata insieme all'ASPE e ad altri partner per la lotta ai tumori al seno e il mese della prevenzione. Poi giorno 24 una giornata con Banca Italia di educazione finanziaria. Poi giorno 31 abbiamo un evento clou molto importante, la celebrazione del nostro 25ennale. Verranno amiche da tutta Italia, verrà la nostra Presidente nazionale, avremo 1 o 2 giorni molto intensa, e poi ancora a seguire Orange the World, così come abbiamo fatto l'anno scorso, e poi il Soroptimist Day. Insomma, comunque io vi aggiornerò man mano di tutta questa attività che stiamo elaborando. Un'interessante iniziativa oggi del Soroptimist, dove Aquarinto è parte in causa. Come si affrontano questi momenti difficili della protezione civile? Ma intanto direi che è il caso di ringraziare il Soroptimist Agrigento nella persona della dottoressa Trippiano e il dottor Marzio Tuttolomondo nella funzione di Presidente della Protezione Civile, che ci hanno coinvolto in questa iniziativa. Noi come soggetti gestori di progetti SAI, dunque di seconda accoglienza per i migranti, siamo sempre assolutamente alla ricerca di queste occasioni conviviali e soprattutto formative, perché oggi sarà una giornata formativa, a testimonianza del fatto che i nostri ragazzi devono interagire con il territorio, con le iniziative che sul territorio vengono, soprattutto quelle molto interessanti come questa di natura formativa. Per loro è una chance, per cui è chiaro che essere formati da questo punto di vista, soprattutto tenendo conto del fatto che per loro sono cose assolutamente nuove, è gioco forza un'occasione per mettersi in gioco e per interagire con la comunità di accoglienza. Quanto è importante oggi parlare di protezione civile? Sì, ringrazio intanto il Presidente per aver creato questo momento che ricade oltretutto nella settimana nazionale della protezione civile. Sì, sono convinto che ormai con le alluvioni, con tutti gli agenti atmosferici che purtroppo sono veramente imprevedibili, è necessario che ci sia un comportamento corretto, e quindi la gente deve conoscere i rischi e deve conoscere anche comportamenti corretti. E a maggior ragione anche coloro che non sono del nostro paese, quindi vivono però in Italia e quindi in Sicilia, ma devono anche loro conoscere le regole per potersi mettere in sicurezza. Allora, oggi il Soroptimist, in linea con le guide nazionali, anche ad Agrigento, compie l'iniziativa della protezione civile con i ragazzi di Aquarinto nella settimana in cui, diciamo, si celebra l'importante lavoro che fa la protezione civile. Sì, esatto, il Soroptimist International d'Italia ha siglato il protocollo d'intesa già nel 2019 con la protezione civile e partecipiamo attivamente con iniziative come questa di oggi alla sensibilizzazione dei cittadini. Il giorno 10 di ottobre di quest'anno è stato organizzato dal Soroptimist International d'Italia un incontro a Roma con un panel di relatori e relatrici che hanno dato il loro contributo allo svolgimento di questa e allo sviluppo, hanno dato i dati di questa tematica e come ci dobbiamo muovere verso una preparedness, uno stato di essere preparati ad affrontare diversi tipi di catastrofi anche causati dal cambiamento climatico. Nella discussione odierna invece, nell'incontro di formazione, siamo a livello cittadino, quindi
il gruppo di ragazzi che portati dall'Associazione Acquarinto hanno la possibilità di formarsi, di avere un grado di sensibilizzazione proprio legati al nostro territorio, quindi assolutamente un'iniziativa in linea con i principi del Soroptimist e con le linee del nostro club locale. Presso il Circolo Empedocleo di Agrigento verrà presentato oggi il libro di Calogero Pumilia, La caduta. Anna Marino, presidente dell'Associazione Volontari di Strada, lancia un appello per reperire prodotti alimentari. Arturo Cantella. Siamo venuti qui all'Associazione Volontari di Strada per rinnovare l'impegno che l'Associazione di Strada quotidianamente svolge e lanciare anche un appello, diciamo, verso i cittadini di venire qui presso l'Associazione al Via della Vittoria e donare. Ecco, ne parliamo proprio con la responsabile. Allora, buongiorno a tutti. Intanto voglio salutare sempre con tutto il cuore per l'aiuto che ci date, perché senza di voi non riusciremmo a fare il nostro servizio e quindi aiutare le tantissime famiglie che si rivolgono a noi. La situazione è peggiorata, c'è molta fame in giro, siamo alla ricerca di latte anche parzialmente scremato, di qualsiasi marca, non facciamo problemi, è tutto buono. Per cercare di aiutare soprattutto i nostri bambini più fragili, ma anche più gli anziani, che sono quelli che magari la sera si accontentano di una tazza di latte e dei biscotti. Siamo sempre qui, sempre in prima linea a combattere in un momento storico difficilissimo, dove facciamo ripetuti appelli dicendo aiutateci ad aiutare. Ecco, siamo purtroppo dopo la pandemia del Covid, ora la guerra, il caro bollette, insomma non c'è mai un po' di pace per la gente e quindi, diciamo, la situazione precipita sempre di più. In effetti c'è molta richiesta anche di aiuto di pagamento utenze. Sappiamo tutti, le bollette che arrivano anche a casa nostra, qui non è un problema di risparmio, di essere così superficiale, il problema è che tutto è raddoppiato, quindi c'è veramente una grande povertà, molte persone che rischiano che gli venga chiusa anche l'utenza della luce, ma anche dell'acqua e delle altre cose, quindi noi accanto al latte chiediamo sempre un obolo, che non deve essere chissà di granché, però sappiamo bene che un pochino ciascuno riusciamo poi a fare tante cose e quindi a aiutare tante famiglie. Ecco, quindi le istituzioni ti sono vicine? Ma le istituzioni in questo momento no, perché hanno problemi, al comune c'è anche una situazione particolare, quindi attualmente no. Noi è da 10 anni che esistiamo come associazione, perché prima eravamo un gruppo, e siamo andati sempre avanti con l'aiuto degli agrigentini che hanno un cuore immenso, un cuore grandissimo veramente, e andiamo avanti anche con l'aiuto dei nostri assistiti che vengono qui da noi ad aiutarci e quindi si rendono disponibili in modo che in un certo qual modo anche loro è un modo di dire grazie, questo è bellissimo. Certo, Anna Marino non può fare tutto da sola, ma ha uno staff, come stiamo vedendo qui personalmente, che l'aiuta e lo collabora H24. Sì, guarda, io sono felicissima perché sono persone semplici, sono le mamme di famiglie, anche chi lavora durante la settimana, che si ritaglia il sabato mattina proprio per venire a dare una mano aiuto, anche con dei vestiti per quello che abbiamo, perché attualmente non ne pigliamo con il Covid, è un po' problematico, però siamo qui aperti a cercare di sistemare sempre, cercare di dare sempre una mano d'aiuto e stiamo qui anche ad aspettare le persone e le donazioni. Veniamo alla politica. Ieri c'è stato il passaggio di consegne tra Renato Schifani e Nello Musumeci. Ascoltiamo il presidente della regione e l'ex presidente, oggi senatore di Fratelli d'Italia. Ho assunto questo ruolo facendo in modo che la priorità del presidente della regione sia le emergenze. Domani ci recheremo con il responsabile della protezione civile Trapani, del Trapanese, per visitare quei luoghi, per incontrare gli amministratori locali, le autorità, registrare i fatti, ma non soltanto i fatti, ma registrare le esigenze e le aspettative, le quali naturalmente hanno diritto non soltanto loro, ma i cittadini colpiti da quelle nubifragi. Cercherò di essere aperto al dibattito, al dialogo con tutti,
sia con la maggioranza che mi ha voluto, sia con le opposizioni che intendo incontrare quando saranno stati costituiti i gruppi parlamentari. Perché da parte mia non vi è nulla di precluso nei confronti di chi sta in Parlamento. Ci confronteremo, se vi sono le proposte le valuteremo, cercheremo di seguire un attimo quello che è il loro percorso, le loro proposte, non c'è nessuna preclusione, cercherò di obbedire quotidianamente a questi canoni della onestà, della trasparenza, del dialogo, del confronto, ma anche della decisione. Quando ci sarà da decidere io non mi lascerò tirare la giacca né da un lato né dall'altro. Quello che va bene. Lavorerò, mi confronterò con tutti, ripeto, ma devo dire che questa terra ha bisogno di proseguire un percorso di crescita economica che tu hai iniziato. Caro Presidente Schifani, lascio, l'ho dichiarato alcuni giorni fa e lo voglio dichiarare in questa solenne occasione, lascio una regione, mi piace citare un passaggio che spesso usava il compianto Presidente Mattarella, lascio una regione con le carte in regola, con tante cose ancora da fare, con tante cose avviate, con tante cose che non abbiamo avuto neppure il tempo di avviare. Ma è una regione che ha ritrovato il decoro e la credibilità istituzionale. È una regione che ha misurato con orgoglio la sua efficienza. In bocca al lupo, Presidente. Sciascia presenta Pasolini, una mostra all'Aquila curata dalla Fondazione Pasolini di Agrigento. Ci sono le interviste. Pasolini e Sciascia al Festival Riscoprire l'Europa dell'Aquila. Dall'8 ottobre è in corso nella città colpita dal terremoto nel 2009 la mostra Sciascia presenta Pasolini con le fotografie di Dino Pedreali conservate ad Agrigento dal Centro Culturale Pierpaolo Pasolini di Angelo Pitrone, che ritraggono Leonardo Sciascia e Dino Pedreali all'inaugurazione della mostra che si è svolta ad Agrigento nel 1986. È una mostra che racconta di un incontro accaduto ad Agrigento al Centro Culturale Pierpaolo Pasolini il 31 ottobre del 1986, quando al Pasolini fu ospitata la mostra di fotografie di Dino Pedreali su Pierpaolo Pasolini, a quasi 10 anni dalla scomparsa del poeta. Oggi siamo al centenario della nascita di Pierpaolo e questa, una parte della mostra di Dino Pedreali, viene esposta in questo spazio della città dell'Aquila insieme alle foto di quell'evento del lontano 1986, con le immagini di Sciascia che insieme a Pedreali ricordava Pierpaolo. Era presente anche la cara amica e critico fotografico Giuliana Scimè, che purtroppo in questa settimana ci ha lasciati. È stato un incontro estremamente proficuo, molto interessante, molto stimolante. Sciascia in quell'occasione donò al Pasolini anche una copia di 7 lettere del carteggio tra lui e Pierpaolo Pasolini, appunto, che oggi fanno parte anche dell'esposizione che abbiamo qui all'Aquila, insieme con i libri, una selezione di libri di prima edizione, appunto, di Pierpaolo. La mia presenza all'Aquila è in una testimonianza, mi piace dire, in un riferimento, che è una parola capace di valere come doppia ferita, ferirsi 2 volte. Lo facciamo attraverso le parole di Pierpaolo Pasolini in alcuni suoi passaggi fondamentali, come fondamentale è stato il suo di passaggio e
e l'eredità che ha lasciato e quella anche che non ha lasciato. Ecco. Con Angelo Pitrone e Pippo Di Falco abbiamo curato queste due mostre interessanti qui all'Aquila, al prestigioso festival Riscoprire l'Europa, Arte, Cultura e Innovazione, che si organizza proprio qui nel 10° anniversario del terremoto che ha colpito questa straordinaria città. Una mostra su Pierpaolo Pasolini con un omaggio anche a Leonardo Sciascia, perché queste foto di Dino Pedriali sono state inaugurate, che appartengono al Centro Pasolini di Agrigento, quella mostra fu inaugurata negli anni '80 da Leonardo Sciascia. Ci sono infatti anche le foto di Pitrone che raccontano quel momento particolare. In quegli anni, tra l'altro, Sciascia donò al Centro Pasolini di Agrigento alcune delle lettere che ha ricevuto da Pasolini, che adesso si trovano nella sede della Fondazione Sciascia. Quindi già negli anni '80 lo scrittore di Racalmuto evidenziò l'importanza di queste lettere dandole appunto in copia al Centro Pasolini di Agrigento. Un appuntamento importante, quello dell'Aquila, che apre i rapporti culturali tra Agrigento e Racalmuto e questa straordinaria città che in questo festival ha voluto anche rendere omaggio ai 100 anni di Pierpaolo Pasolini. Assieme alla mostra promossa dal Centro Pierpaolo Pasolini di Agrigento, composta da foto originali importanti di Dino Pedriali, Mario Dondero e Angelo Pitrone, abbiamo portato all'Aquila la mostra bibliografica di prime edizioni di Pierpaolo Pasolini, già messa in mostra al Circo Unione di Racalmuto. Crediamo che questa accoppiata, fotografie, libri, materiale raro e di qualità, sia un avvenimento importante. La riporteremo poi a Racalmuto e comunque è celebrativa del 101° anno della nascita di Leonardo Sciascia e del 100° anniversario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Questo è l'omaggio che Centro Pasolini e Casa Sciascia fanno a questo anniversario. Cosa fa l'ANAS per mettere in sicurezza le strade dopo i nubifragi? La risposta è poco e nulla, vista la situazione in cui versa la bretella che dalla statale 122 immette sulla 640 in direzione Porto Empedocle, dove una pozzanghera di acqua e fango invade quasi tutta la carreggiata. Naturalmente, se dovesse piovere, e speriamo di no con la stessa intensità dei giorni scorsi, sulla bretella sarebbe impossibile transitare senza rischi. Speriamo che dall'ANAS qualcuno prenda in considerazione la segnalazione. Il giornalista Giuseppe Rizzuto, a conclusione del 34° congresso della categoria, è stato eletto segretario regionale dell'Asso Stampa, il sindacato dei giornalisti. Riconfermati i consiglieri gli agrigentini Dario Broccio e Angelo Palillo e Antonio Francesco Morello, confermato nel collegio dei probiviri. A capeggiare la delegazione di Agrigento il segretario provinciale Gero Tedesco. Tema del convegno è stato giornalismo precario, democrazia a rischio, mai più 4 centesimi a riga, garanzie, diritti e tutele per l'informazione. Cosa è il CIOF? Ascoltiamo le interviste realizzate da Arturo Cantella. Un'iniziativa sicuramente importante, quella di oggi, che vede rappresentanti del CIOF qui ad Agrigento parlare di momenti importanti post-Covid e chissà anche magari della prossima importante manifestazione di cui Agrigento ne ha il marchio, il Festival del Folklore. Siamo qui al Museo Archeologico di Agrigento per un evento molto importante quale questo primo convegno sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare. Relazioneranno personalità molto importanti del mondo della cultura e che sicuramente sarà di grande spessore artistico e da un punto di vista di valorizzazione dei beni patrimoniali e immateriali.
Allora bisogna partire dal CIOF, che è il Consiglio Internazionale Organizzazione di Festival di Folklore, sul salvaguardia del patrimonio culturale e materiale. Questo è il nostro spirito e l'idea di organizzare questo convegno dopo la pandemia, perché abbiamo avuto 2 anni di supplizio, chiamiamolo così, siamo fermati e adesso siamo orgogliosamente, ci siamo riproposti a organizzarlo qui ad Agrigento. Quanto è importante la funzione della vostra associazione? Allora, noi siamo una ONG che appartiene all'UNESCO, quindi è partner dell'UNESCO e quindi ci siamo dentro a pieno titolo. Le ultime novità io non ne ho di certe, ma perché penso che spetti al Comune di Agrigento, depositario del Festival del Mandorlo in Fiore. Siamo, devo dire, un po' in ritardo, spero che se dovesse manifestare questa volontà l'amministrazione comunale, noi per quello che possiamo offrire siamo pronti. Il convegno di oggi infatti tende a approfondire l'argomento del patrimonio immateriale, è un argomento che negli anni scorsi il Parco aveva già toccato, perché da quando si è occupato del Mandorlo in Fiore ha voluto dare questa linea, cioè la linea che il Mandorlo potesse essere quella celebrazione che raccoglieva il patrimonio immateriale di tutto il mondo, i propri usi e costumi, e anche perché questo patrimonio culturale è un patrimonio culturale che va salvaguardato e soprattutto valorizzato. Direttore, finita la pausa estiva, come si guarda al prossimo autunno? Cosa state organizzando, diciamo, per il futuro? Per quanto riguarda gli aspetti culturali legati allo spettacolo, probabilmente avremo delle attività al Palacongressi che abbiamo finito di completare come lavori e messa in sicurezza. Ci sarà, a partire dalle feste natalizie, ci sarà un'attività culturale al Palacongressi che poi prenderà corso durante i primi mesi del 2023. Il Palacongressi ritorna funzionale? Sì, il Palacongressi ritorna funzionale, è un patrimonio anche quello che vorremmo mettere in giro, in gioco. Ci siamo adoperati in questi anni, ora siamo pronti e non ci faremo scappare questa opportunità. Il CIOF è un'organizzazione di volontari, principalmente organizzatori di festival, ma anche gruppi di danza, folklore, arte e artigianato tradizionale. Nel mondo è presente con strutture formali, diciamo associazioni formalmente organizzate, in 110 paesi, e in tutti questi paesi le strutture locali organizzano fondamentalmente festival, oltre ad altre iniziative. E il ruolo del CIOF è proprio, essendo anche in rapporto di collaborazione con l'UNESCO, è proprio quello di garantire che la presentazione dei festival folclorici sia in linea, aderente, fedele a quelle che sono le tradizioni popolari trasmesse. Noi amiamo dire che il CIOF è forse una delle organizzazioni che meglio si occupa della tutela e della trasmissione delle tradizioni popolari, perché per suo compito lo deve comunicare, trasmettere, per rappresentare. Ecco, oggi ad Agrigento per un'importante iniziativa. È vero, c'è il primo convegno qui in questa città meravigliosa e abbiamo fatto insieme il programma, perché CIOF Italia fa parte del CIOF internazionale, e mi auguro di dirvi delle cose che sono importantissime per il futuro di questa organizzazione e anche del patrimonio immateriale e culturale in generale. Cosa prevede la Convenzione UNESCO 2023? 2003. Sì, rifaccio la domanda. Cosa prevede la Convenzione UNESCO 2003 e qual è il ruolo delle ONG? Questa è una domanda grossa, no? Per darvi una risposta concreta, la Convenzione è la base legale come si può
fare la salvaguardia, la promozione e la protezione dei beni culturali immateriali nel mondo intero. Allora ci sono più di 170 stati che l'hanno ratificato e da qui viene l'obbligo di fare questo lavoro. E anzi, devo dire che l'evento organizzato dalla CIOF è quanto più importante proprio perché rappresenta la CIOF stessa una realtà, una ONG proprio accreditata presso il Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale e materiale. Come Ministero chiaramente abbiamo assolutamente necessità e abbiamo assolutamente anche il piacere di poter collaborare con tutti i soggetti che sono coinvolti dall'attuazione di questa Convenzione e quindi oggi ritrovarci qui significa sicuramente conoscerci, ma significa anche poter attivare quello scambio, quel dialogo che noi teniamo tanto appunto anche nei territori piuttosto che nelle comunità, quindi una comunità importante legata al folklore, legata alle tradizioni popolari che però sa raccontare se stessa anche al di là delle proprie località, ma sa anche e soprattutto fare rete a livello nazionale e ancora di più a livello internazionale se non mondiale, che appunto la CIOF in questo è una delle realtà più significative. Quale sarà il suo contributo oggi a questa interessante manifestazione? Io penso questo, ho pubblicato qualche tempo fa con alcuni colleghi un articolo sul momento della pandemia anche in relazione al patrimonio culturale. L'articolo cominciava con "mala tempora currunt". Ecco, io credo che siamo quasi fuori da questa situazione, dobbiamo fare attenzione ma insomma i tempi sono propizi. E allora vedere che anche i gruppi folcloristici, che per me sono un tema di ricerca ma anche di affezione, frequento gruppi folcloristici da tanti anni, ecco, vedere che i gruppi folcloristici ripartono, che si comincia a parlare di nuovo di aggregazione, dello stare insieme, dell'arte performativa, dei festival, è una prospettiva che ci dà fiducia e per cui è bene che con la ripartenza delle attività dei gruppi folcloristici riparta anche l'aspetto scientifico, culturale che va sempre curato, anche perché i gruppi folcloristici hanno questa tripla dimensione, diciamo, quella performativa, anche sportiva da un certo punto di vista, quella associativa, ma poi manipolano un materiale che è culturale e quindi è bene che anche questi aspetti si riavvino dopo la pandemia. Convegno di Sicindustria per una Palermo sostenibile. Da cosa si è fatto convincere quest'oggi a venire per assistere a questa tematica? Mi occupo di gestione dei rifiuti, sono immerso al 100% nella sostenibilità e nel riutilizzare materia che altre persone immaginano di non poter più utilizzare e in più come manager della sostenibilità abbiamo iniziato un nuovo servizio per le PMI, partendo dalla Sicilia ma ci affacciamo in tutta l'Italia, appunto per iniziare a inserire la cultura della sostenibilità in ambito ambientale, sociale e soprattutto economico nelle piccole PMI siciliane e italiane. Pensa che siamo maturi per parlare di sostenibilità a Palermo, in questa quinta città d'Italia? Palermo in particolare e tutta la Sicilia stanno dimostrando una grandissima attenzione ai temi della sostenibilità. La Sicilia è la seconda regione dopo la Lombardia all'interno dei nostri sistemi. Credo che gli imprenditori siciliani e le aziende siciliane abbiano capito e stiano lavorando per sfruttare il tema della sostenibilità in termini di maggior competitività, perché questo non è un costo ma è un investimento per il futuro. Quanto ci è voluto per far sì che ne scesse una nuova consapevolezza? 17 obiettivi dell'ONU sono del 2015, ci è voluto qualche anno prima che diventassero patrimonio comune, ci è voluto qualche anno prima che tutti sentissero la necessità di impegnarsi sui temi della sostenibilità, ma adesso ci siamo e credo davvero che sia un'opportunità per la Sicilia ma per tutto il Paese. La sostenibilità oramai ce lo impone l'Europa, l'Agenda 2030 ha fissato dei criteri per tutti i paesi che dobbiamo rispettare e c'è un impatto economico forte, 166 miliardi è il costo all'interno dell'Unione Europea dovuto all'inquinamento, oltre che chiaramente un problema sanitario e quindi economico, su circa 320.000 morti dovuti all'inquinamento e quindi alle microparticelle presenti all'interno dell'aria, circa 70.000 vite potevano essere salvate. Palermo deve assolutamente essere contemporanea con quello che ci impone l'Europa, un impatto positivo, una soluzione condivisa, quella di fornire
fornire a ogni società, a ogni azienda una patente di sostenibilità che l'aiuterà in futuro anche all'interno degli appalti e delle amministrazioni pubbliche. Assolutamente l'iniziativa di oggi va in questa direzione. Presidente, cosa amerebbe uscisse oggi da Palermo da questo incontro? Una maggiore sensibilità da parte delle imprese alla sostenibilità, che non significa soltanto ambiente o responsabilità ambientale, significa essere inclusivi, significa includere le donne all'interno dei processi lavorativi, significa far star bene i propri lavoratori in sicurezza e molto altro. L'idea è quella, anche attraverso la rete internazionale Enterprise Network, di spiegare come farlo. Grazie anche a Cribis, che è il nostro partner in questa iniziativa, abbiamo fatto un questionario alle aziende volontario, dal quale esce fuori un output: come ogni azienda è sostenibile, esce fuori un rating, esce fuori una lettera, quello che esce fuori non va attaccato al muro come un gagliardetto, come un premio, ma deve essere soltanto un punto di partenza, uno strumento di autodiagnosi che ci dice cosa e dove dobbiamo migliorare. Abbiamo voluto fare a Palermo e abbiamo coinvolto innanzitutto il Comune attraverso un protocollo che possa, nel limite del possibile, mettere in campo tutta una serie di iniziative per rendere più sostenibile questa città. C'è una nuova giunta, noi vogliamo avviare un dialogo in tal senso e possono ovviamente partendo direi quasi da zero mettere in campo tutta una serie di iniziative. Io personalmente ci credo, oggi abbiamo qui con noi l'assessore Carta, dialogheremo con lui per inventarci qualcosa. Intervento della Prefettura a Messina per la sicurezza dei torrenti. Quell'incontro è servito proprio per far conoscere alle amministrazioni i percorsi anche diciamo burocratici da seguire con la Regione per poterne venire fuori. Nello stesso tempo questa iniziativa è caduta proprio nella settimana della protezione civile, perché il tema della sicurezza, della protezione dei cittadini da questi eventi che oramai si stanno estremizzando, soprattutto quelli di tipo idrogeologico, implicano comunque una esigenza di tenere alta l'attenzione, tenendo presente che abbiamo dei vincoli che si sono purtroppo nel tempo conclamati. Pensiamo alle costruzioni che si sono fatte in zone che magari sono particolarmente a rischio, costruzioni realizzate negli alvei dei fiumi che magari erano in siccità da oltre 100 anni e che quindi giustamente uno non ci pensa, oppure ha perso la memoria storica, e quindi occorre fare quindi tenere grande attenzione, tenere alta la guardia, e convegni come quello di oggi possono dare un contributo sia sotto il profilo scientifico, ma anche naturalmente per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti di autoprotezione. Tutti i luoghi devono essere attenzionati. Il tema non è la pioggia in sé per sé, ma è la pioggia intensiva, quando ti cadono quantitativi importanti di acqua, e quindi naturalmente tenendo presente che i fiumi possono riprendersi il loro letto, questo determina ovviamente delle condizioni di rischio. E ancora a Messina le richieste della Confcommercio, a parlare è Carmelo Picciotto. Già da tanto tempo parliamo di fare rete, adesso i tempi sono maturi, il Covid ci ha insegnato tanto e il dopo Covid ancora di più, bisogna mettere in rete il territorio con velocità, speditezza e con metodi nuovi. Bisogna costruire questa cabina di regia pubblico-privato e andare avanti insieme. Solo così si doterà la città di un sistema del terziario di mercato innovativo che possa dare risposte e qualità della vita ai cittadini e ai turisti che devono ritornare a Messina. In questo momento, ripeto, non ci possiamo permettere assolutamente di perdere neanche un imprenditore, perché sarebbe tagliare le gambe al futuro. Ci sono dei temi nazionali, il problema dei costi dell'energia, delle materie prime, e lì chiaramente deve intervenire il governo. Però un'amministrazione locale, alla quale poi vi siete chiaramente rivolti, che tipo di incisività può avere? È l'unione che fa la forza, e indubbiamente il Comune, se vuole,
può, come è stato fatto in passato, trovare le risorse per dare una piccola spinta, e questo auguriamo che faccia. Cosa ancora più importante però è costituire immediatamente i due tavoli, che sono uno per difendersi dalla crisi e uno per rilanciare la città. Tutto questo deve avvenire con gli imprenditori, insieme agli imprenditori e soprattutto con i piccoli e medi imprenditori che con la loro qualità della vita distribuita, quindi con la loro azione, con la loro modifica quotidiana dei luoghi in cui stanno, devono dare origine a una città nuova che può veramente tornare a divertire i turisti e soprattutto può tornare a dare bella vita ai cittadini. Noi ce la sentiamo, noi crediamo di Confcommercio di avere le ricette giuste, le vogliamo portare in un tavolo condiviso e vogliamo fare sì che questa città doti di futuro i nostri figli e quelli che vengono dopo di noi. E ora il punto settimanale dell'ASP di Agrigento sul Covid. La seconda settimana di ottobre per il punto settimanale del Covid nella nostra provincia. Devo dire che sono abbastanza sorpreso positivamente perché il nostro grafico, che vedeva i ricoverati in leggero aumento dai 5 a 8 la settimana scorsa, questa settimana ritorna a 5, quindi diciamo che ancora stiamo reggendo. La storia ci ha insegnato che negli ultimi 2 anni la Sicilia e comunque anche Agrigento ha avuto un ritardo, un differimento di incidenza di contagi rispetto al resto dell'Italia di 3 settimane, un mese. Vi ricordate che in Italia è partito il 1 ottobre, da noi poi partiva il 20, il 21 e così via. Abbiamo questo ritardo. Continuiamo a dire che siamo convinti che questa ondata non sarà come le altre e questo spero che non sia un eccesso di ottimismo, ma una previsione che deriva dallo studio dei dati, ovviamente non solo mio. Io poi leggo, cerco di documentarmi, ma ci sono gente ben più autorevole di me che pensa a dire queste cose. Però andiamo subito ai nostri dati perché, come vi dicevo, i ricoveri continuano a essere contenuti e a Ribera sono stati ovviamente finiti quei lavori che dovevano essere fatti per l'adeguamento degli altri locali che ingrandiranno ancora di più il pronto soccorso. Stiamo lavorando anche perché inizi a prendere servizio, dovrebbe essere lunedì prossimo, questo è il 16, il primario di malattie infettive, e quindi si sta lavorando, così come ci eravamo detti per Ribera, per fare in modo che questo ospedale abbia un senso anche nel futuro, ovviamente senza Covid anche. Però tornando al Covid, quindi per quanto riguarda i ricoveri, vi ho detto quello che noi abbiamo. I tamponi continuano a rimanere sempre un 25%, quindi continua a mantenersi una cosa che sappiamo tutti, che il virus continua a girare tra noi, e vi ricordo che questi tamponi non ci dicono tutta la verità, come il numero di positivi, perché tanta gente è positiva e speriamo che stia a casa, ma non lo dice, e, ripeto, speriamo che non esce, che stia a casa e basta. Invece una buona notizia positiva è quella dell'aumento delle dosi vaccinali, che siamo passati ai 400-500 nelle settimane scorse, ai quasi 1000 di questa settimana, però è stato un incremento di quarte dosi, quindi sta prendendo piede la consapevolezza che con l'avvicinarsi dell'autunno e quindi anche le piogge, del fatto che stiamo tutti al chiuso, iniziano i virus a circolare in maniera più decisa e poi iniziano a fare danno. Allora ben venga questo incremento. Siamo molto bassi, però rispetto alla settimana scorsa siamo 1000 a settimana, ne avevamo 500, prendiamolo come positivo, anche se 1000 ovviamente non è un dato importante. Siamo giunti alla pagina sportiva con il calcio. Carmelo Lentini fa una panoramica sulle squadre minori che giocheranno domani e ci dice quali arbitri ci saranno. La sesta giornata del campionato di eccellenza Girone A potrebbe riservare delle sorprese. Diversi gli scontri diretti, il cui risultato finale potrebbe cambiare la graduatoria, ma vediamo quali sono le partite interessate. Su tutte sicuramente Don Carlo Misilmeri Enna e anche Unitas e Sciacca Acragas, ma anche Casteldaccia Pro Favara
In merito invece alla sfida del Gurriera tra Sciacca ed Akragas, presa di posizione da parte della società Akragas sulla scelta della terna arbitrale. A tal proposito è stata inviata una lettera di protesta al presidente regionale FIGC Sandro Morgana, questa quella designata per quanto riguarda domenica e appunto tra Sciacca ed Akragas. È stato designato Luca Naselli di Catania con assistenti Franz Joseph Grasso di Aciriale e Nicola Conticello di Catania. Per quanto riguarda Don Carlo Miselmere Enna, è stato invece scelto un arbitro della CAN, vale a dire Francesco Poggi di Forlì, con assistenti Francesco Camarda di Trapani e Gaetano Florio di Agrigento, mentre per Casteldaccia Pro Favara l'arbitro è Costanzo Cataro di Bra con assistenti Giuseppe Corona di Marsala e Vito Bensorte di Trapani. L'Akragas avrebbe preferito anch'esso un direttore di gara esterno alla Sicilia. Da qui la protesta e la lettera di chiarimento chiesta al maggiore organo calcistico isolano. Un'ultima notizia riguardante l'Akragas, che ha tesserato il centrocampista classe 2005 Giovanni D'Amico. Lo scorso anno ha giocato nel campionato di Serie C belga con l'Olympique Charleroi. D'Amico è originario di Santa Elisabetta. L'avversario di tutto il rispetto, l'avversario compatto, un avversario organizzato. Qualcuno la definisce la sorpresa, ma io onestamente faccio fatica a pensare che una squadra allenata da un allenatore che ha vinto ben 5-6 campionati possa essere definita una sorpresa, quindi sappiamo di affrontare una squadra che darà l'anima nonostante qualche assenza. Viene da una sconfitta nei minuti finali contro l'Enna, quindi sarà anche un avversario arrabbiato, ferito, quindi dobbiamo essere bravi ad approcciare bene la gara come abbiamo fatto nelle ultime due, cercando di andare a sviluppare ciò che proviamo in allenamento. Avrai la squadra a gran completo, recupera anche Vitelli? Sì, la squadra a completo, squadra che sta bene, sarà assente soltanto lo squalificato Manzurri e poi per il resto sono tutti disponibili. Mister, Akragas di nuovo prima in classifica, avanti in Coppa Italia, quarti di finale, quali sono le tue certezze? L'Akragas deve essere prima in classifica nell'ultima giornata, oggi non la guardo la classifica, oggi guardo soltanto quello che è il campionato, guardiamo partita per partita, cerchiamo di fare sempre il meglio di noi, di dare il meglio di noi nelle gare che andiamo ad affrontare. Domenica affrontiamo lo Sciacca, una gara difficile, un derby, ci saranno tante persone ad assistere a questa partita, noi non vediamo l'ora che sia domenica. Nel campionato di promozione Girone A torna a giocare tra le mura amiche il Camarat con il Città di Carini, mentre il Gemini di Renato Maggio sarà ospite della Folgore di Castelvetrano. Scendiamo ancora di categoria. In prima Girone B la capolista Empedoclina si reca a Sommatino. L'Atletico Favara ospita il Master Pro, mentre il Campobello di Licata cerca la sua prima vittoria in casa con il Nicosia. In seconda categoria, queste le gare delle agrigentine: Virtus Favara Belsitana, Atletico Villalba Real Licata e il capolista Aragona in casa contro il Valledolbo. Parte anche il campionato a 14 squadre di terza categoria. Queste le gare in programma: Atletico Licata, Atletico Real Monte si gioca questo sabato, Bovo Marina Montallegro gioca in casa questo sabato contro il Burgio, Camicos Gattopardo Palma e quindi Quisquinese Santa Rosalia Cenciana, Real Canicattì Muxar, Ribera Rive Platani, Atena Eraclea Minoa. Tutte queste gare avranno inizio a partire dalle ore 15:30. E adesso ascoltiamo l'intervista di Domenico Vecchio al mister del Licata Calcio Pippo Romano. Mister, dopo 5 giornate è tempo di fare un mini bilancio, 3 partite giocate in casa, tolta quella di Ravanusa, sono 2 e poi 2 trasferte. Licata a questo punto è con 2 punti, 2 pareggi,
Ecco che bilancio possiamo fare dopo queste prime 5 partite? Ma sicuramente il bilancio non è positivo, nel senso che 5 partite 2 punti non è un bilancio ottimo come inizio, però c'è da sottolineare che questa squadra in questo momento sta raccogliendo meno di quanto ha prodotto durante queste 5 partite. Abbiamo fatto sempre bellissime partite, siamo stati anche talvolta sfortunati, e credo che questa squadra meriterebbe qualche punto in più per quello che ha espresso in questo inizio di stagione. Con un sogno della prima vittoria accarezzato a lungo anche domenica scorsa, poi alla fine questi 3 punti sono svaniti nel finale, così esaminandolo un po' a freddo, perché? Perché chiaramente quando tu riesci a produrre tanto e non riesci a realizzare tutta quella mole di gioco e quelle occasioni avute durante la partita, ci scappa anche un calcio di punizione, un calcio d'angolo, un tiro della domenica o un mischione, e noi abbiamo sciupato, come ti ho detto prima, tanto sotto porta, e poi in un'unica occasione che loro hanno avuto, occasione diciamo per dire, perché c'è stato un mischione dentro l'area, batti e ribatti e la palla è andata dentro. Siamo stati un po' sfortunati, quella partita è una partita che si doveva vincere per quello che abbiamo espresso. Minacori attraverso i canali social ha voluto chiedere scuse ai tifosi per un rigore sbagliato, un po' esagerato? Sì, credo di sì, perché il rigore si può sbagliare, ha avuto la personalità per andare al dischetto e tirarlo. Speravamo che segnasse, ma non solo per quanto riguarda sbloccare la partita, ma anche per avere lui quell'entusiasmo e quella possibilità di sbloccarsi anche mentalmente, perché in questo periodo, in queste 5 partite non ha fatto gol, tranne la partita di Coppa Italia, e speravamo che segnasse per tanti motivi, però ha avuto questa personalità di tirarlo, ha sbagliato, però il rammarico deve essere per quello che noi abbiamo sciupato durante tutta la partita. Ecco, nonostante tutto possiamo dire che Licata, come hai sottolineato anche tu, cerca sempre attraverso il gioco di arrivare in porta, di finalizzare, non rinuncia mai a giocare, e questo probabilmente alla lunga darà i suoi frutti. Ma io credo che le prestazioni, quando ci sono le prestazioni, prima o poi cambierà anche il risultato. In questo momento, come ti ho detto prima, stiamo facendo delle bellissime partite, abbiamo sempre dominato il gioco, abbiamo sempre prodotto tantissime occasioni e non siamo riusciti a vincere. Magari abbiamo bisogno di vincere anche qualche partita sporca per cercare di invertire questo trend così negativo. Domenica ci aspetta una partita tosta, difficile, contro una squadra come il Paternò, che è costruita per cercare di raggiungere l'obiettivo come noi prima possibile, per cui sarà una battaglia, una partita difficile, ma noi ci dobbiamo esprimere per come stiamo facendo e sicuramente qualcosa di positivo arriverà più presto. Ecco, parliamo di questa sfida, che partita ti aspetti con il Paternò e presentaci l'avversario? La partita, come ti ho detto prima, è difficile perché andiamo a giocare in un campo dove mi sembra che lo riaprono, giocavano a porte chiuse, a campo neutro. Da domenica ritorneranno i tifosi allo stadio, per cui avranno una mano in più, una squadra giovane costruita anch'essa velocemente, perché all'inizio stagione già avevano anche delle difficoltà, per cui sicuramente anche nel proseguo si allestiranno, quantomeno reintegreranno giocatori all'interno della rosa. Comunque è una squadra ben allenata, una squadra che gioca, e sarà difficile, ma noi siamo consapevoli che possiamo far bene, abbiamo tutte le potenzialità e le qualità per farlo. Dobbiamo solamente avere fiducia e sbloccarci da questo periodo che non sta andando bene come risultati. Abbiamo così concluso, grazie per la vostra attenzione e vi auguriamo a tutti un buon fine settimana.